Sono continuati nel pomeriggio di ieri le manifestazioni in memoria della venuta del Santo Padre Giovanni Paolo II ad Agrigento 30 anni fa. Dopo il convegno di lunedì 8 maggio presso il Teatro Pirandello, dove si è svolta la conversazione a 30 anni dalla visita di Papa Giovanni Paolo II, come è mutata la mafia, quale sentiero ha percorso la Chiesa, che ha visto il moderatore vaticanista di Mediaset Fabio Marchese Ragona, si sono confrontati Giuseppe Pignatone, presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, Caterina Chinnici, magistrato e deputato del Parlamento Europeo, Antonio Raspandi, vescovo di Acirriale e presidente della Cesi, con la partecipazione di Alessandro Damiano, vescovo di Agrigento. Quindi nella giornata di ieri una grande manifestazione alla Valle dei Templi alle ore 8:30 che ha visto gli studenti in cammino per la legalità da Piano San Gregorio al Tempio della Concordia, con una massiccia partecipazione di giovani, oltre 6.000, che con canti e balli hanno rallegrato la giornata. Quindi nel pomeriggio di ieri in piazza Vittorio Emanuele dalle 16:30 in poi l'inizio del pellegrinaggio penitenziario fino alla cattedrale e la Santa Messa presieduta dal Vescovo Alessandro nel 30° della visita di San Giovanni Paolo II e il 2° anniversario della beatificazione del giudice Rosario Livatino. Mi chiamo Emanuela Loi. Sono sicura che molti di voi conoscono già il mio nome e per chi non lo sapesse vi racconto un po' la mia storia. Sempre se vi va, si capisce, ma io dovrei parlare in sardo o in sardignolo? No, sardignolo no, noi siamo suscettibili al riguardo e ci offendiamo. Comunque dove sono adesso potrei parlare in tutte le lingue, tanto è uguale. Emanuela Loi, chi doveva dirmelo che dopo aver preso il diploma magistrale, perché sapete, a me piacciono tanto i bambini e ne volevo pure tanti, dopo essermi sposata col mio fidanzato Andrea. Andrea, sì, un bel ragazzo, ma anche io non sono malaccio, Durante la marcia penitenziale anche l'esibizione di alcuni artisti della compagnia teatrale Arcobaleno che si sono esibiti lungo il cammino fino in cattedrale e quindi la rappresentazione al termine della messa tenuta da Don Damiano. Una camminata questa che ci porta da questa piazza dove fu accolto Giovanni Paolo II verso la cattedrale. Una camminata dove incontreremo in qualche modo la testimonianza di uomini e di donne uccise dalla mafia, alcuni adulti, altri giovanissimi. Il piccolo Pompeo, dodicenne, il piccolo Di Matteo, ucciso poco prima di compiere 15 anni, dopo 779 giorni di prigionia. Una memoria pesante che vogliamo ripercorrere, perché non bisogna perdere la memoria, non bisogna perdere la memoria delle cose belle che hanno a che fare con la speranza, con la visione bella della vita. Non bisogna perdere la memoria delle cose brutte, di quelle che offuscano la vita, proprio per non ripeterle e per saperle smascherare.